È riuscita con un doppio 6-4 a Riccardo Marcon l'impresa di portare a casa l'edizione 2015 del Memorial Donini, torneo Open disputato a luglio sui campi della T Verona. La racchetta del TC Padova si è imposta in 2 set sul favorito Marco Pedrini, tennista del TC Bologna, dopo un match equilibrato e capace di far entusiasmare il pubblico, numeroso sugli spalti del club scaligero. Siamo con il vincitore Riccardo Marcon, intanto la soddisfazione per questa vittoria, che è stata una bella vittoria. Sì, è stata una vittoria sicuramente che è abbastanza inaspettata, anche perché arrivavo da un torneo settimana precedente molto lungo che ho finito domenica, qui ho cominciato subito lunedì con 2 partite, però da subito ho avuto buone sensazioni, fisicamente mi sento bene, quindi ho lottato bene con tutti, diciamo. Anche perché il tuo avversario arrivava invece da una vittoria la settimana scorsa, quindi poteva essere anche motivato e carico a fare il bis. Certo, sicuramente, e quello che ho notato è che poi lui ha magari sofferto un po' la stanchezza di tanti match, poi con questo caldo non è sicuramente facile, però devo fargli comunque i complimenti perché abbiamo giocato una partita durissima, mi è girata anche bene su alcuni punti che hanno determinato il primo set. Sto pensando, quando eri sotto 40-15 sul tuo servizio, sei riuscito insomma a non prendere quel break nel primo set. Sì, è stato fondamentale, però è la mia filosofia in campo, quella di cercare di dimostrare all'avversario di esserci sempre, anche nei game che sembrano persi, sia il servizio che la risposta, sempre cercare di guadagnare ogni punto per fargli capire che di là c'è una presenza continua e che sarà sempre difficile comunque liberarsi di quella presenza in qualsiasi momento del match. È un atteggiamento comunque che mi paga il più delle volte. Quindi secondo te è stato il tuo atteggiamento a fare la differenza oggi o anche qualcos'altro? È stato sicuramente il mio atteggiamento, forse un pelo di stanchezza da parte sua, perché comunque io so qual è il potenziale di Pedrini e so che può giocare molto meglio di come ha giocato oggi, sicuramente la parte fisica ha fatto molto la differenza. Forse proprio come dicevi tu, anche questi 40 gradi che stiamo patendo in questi giorni. Sì, il mio vantaggio è che a me piace. Io mi sento proprio a mio agio con questo caldo e mi è sempre piaciuto giocare, ho sempre tirato fuori il meglio, anche per magari i piccoli dolori, acciacchi con questo calore si sentono di meno e quindi mi piace godere di questa calore, mi fa sentire proprio nella lotta. Riccardo Marcon ha conquistato successo in un Open che ha messo in mostra ottimo tennis per l'intera durata della competizione, come conferma anche il giudice arbitro del torneo Antonio Boccardi. Antonio Boccardi, che torneo è stato questo Open qui alla T Verona? Ma è stato un bel torneo, abbiamo avuto una qualità nei giocatori molto alta, questo è dimostrato dalle classifiche, abbiamo avuto un giocatore come Radic con classifica federale 2-1, 2 giocatori come Pedrini e Fava, classifica federale 2-2, più i 2-3 è un grande Marcon perché ha fatto un torneo veramente strepitoso. È venuto a giocare lunedì dopo aver partecipato alla semifinale e alla finale di Campo San Piero insieme a Radic, dunque è stato veramente un bel torneo. Dagli ottavi abbiamo visto delle belle partite, un pubblico abbastanza numeroso come oggi del resto, e dunque posso dire che è stato un bel torneo veramente. Anche perché è stato un torneo che ha sopportato oltre 40 gradi. Insomma. 40 gradi, sì, abbiamo visto una ragazza anche che si è ritirata dal campo proprio perché la temperatura è stata molto alta, è stato duro giocare. L'unica cosa di positivo è che il caldo è arrivato diciamo da domenica, dunque quando già gli incontri iniziavano a essere in numero inferiore, dunque abbiamo potuto giocare diverse partite nel turno serale dopo le 18 e questo ha permesso almeno di poter respirare un po'. Diciamo che avete dovuto fare una gestione ad hoc, proprio dovuto all'AFA. Diciamo che è andato tutto bene, insomma, ho avuto una grande collaborazione da parte di tutti gli addetti ai lavori del circolo, dunque è andata bene. Esperienza positiva per questo? Esperienza positiva sicuramente. Ottimo tennis, ma nessun colpo di scena nel tabellone femminile, che ha visto in finale le prime 2 teste di serie del torneo, arrivate a sfidarsi senza perdere nessun set lungo il cammino.
Impossibile per l'atleta di casa Carlotta Sartori tenere il campo contro Angelica Moratelli, autrice di un match quasi perfetto dominato 6-1-6-1. Una finalissima quella veronese, replica esatta di quella andata in scena 7 giorni prima all'Open di Villafranca. Angelica Moratelli oggi una vittoria facile. Sì, oggi è andata bene rispetto anche a un paio di giorni fa che avevamo rigiocato contro, è andata molto meglio. Buone sensazioni, bello tornare al mio circolo, il primissimo circolo di Verona, quindi sono contenta. Carlotta ha detto di aver sofferto particolarmente la tua aggressività. Sì, sono ritornata a giocare un buon tennis di livello che mi mancava un po' e a maggior ragione, ripeto, sono contenta perché ero molto aggressiva, sì. Questo circolo, come detto, lo conosci bene, insomma, penso che sia stata anche un'emozione magari tornare a giocare qui. Sì, assolutamente, tanto che comunque si sentiva anche maggiormente la pressione. Bello perché è come ritornare a casa. Carlotta Sartori, finalista del torneo femminile, il torneo di casa magari speravi di riuscire a portarlo a casa? Sì, è stata una giornata molto difficile, soprattutto perché per me giocare in casa mi dà molta tensione. Poi con Angelica non è mai facile perché insomma conosciamo tutti la giocatrice che è e quindi è anche una mia amica, è ancora più difficile è stata questa partita. Anche perché arriva a pochi giorni dopo un'altra finale. Sì, appunto, domenica diciamo che è andata abbastanza meglio, visto che avevo perso il terzo, oggi è stata storia, lei ha giocato molto meglio e ha meritato di vincere. Ha giocato meglio lei o qualcosa hai da rimproverarti anche tu? Sì, anche quello, però diciamo che lei ha giocato molto meglio, mi ha messo molto più pressione e oggi è stata molto più difficile. L'occasione però di giocare nel proprio circolo è anche uno stimolo per tutti i ragazzi che come te sono cresciuti qui e stanno crescendo qui. Sì, infatti, soprattutto perché sono di parte, però questo circolo secondo me è uno dei migliori d'Italia e a me piace molto giocare, mette molta tensione, però giocare sul centrale è un'emozione unica. I knew I had to go, sometimes you have to leave by yourself. It was a Friday night, she knew I came for her by myself. And even though I tried to overlook my spies and tries. Carlotta Sartori, finalista al Memorial Donini, è solo una delle punte di diamante di un sodalizio, la Verona, che da sempre lavora con un obiettivo ben preciso: far crescere i talenti del territorio. Andrea Petterli, direttore sportivo della Verona, intanto la soddisfazione in un torneo come questo di avere una tennista di casa almeno in finale. Sì, sicuramente per noi è una soddisfazione importante perché è un po' la filosofia del circolo. La nostra strategia è quella di cercare di far crescere i ragazzi in casa, per cui non facciamo mai campagne acquisti fuori dal circolo e quindi quando vediamo che un nostro giocatore riesce ad arrivare in finale a un torneo di seconda sicuramente è una notevole soddisfazione. Carlotta Sartori è una delle punte di diamante della Verona, ma qual è il settore giovanile? Come vi state muovendo per far crescere altri talenti? Sì, allora la scuola è molto numerosa, sono 230 iscritti quest'anno e puntiamo sempre a farla crescere. Come ha già detto il Presidente abbiamo 5 maestri federali e ripeto abbiamo dei ragazzi molto giovani, promettenti e chiaramente la scelta strategica che abbiamo fatto può compromettere ogni tanto determinati risultati perché è più difficile raggiungere certi risultati partendo esclusivamente dai giocatori che abbiamo in casa. Però le premesse sono molto buone, siamo molto contenti del lavoro svolto dal nostro leader del team che è Damian Di Noto, che è il nostro maestro, insieme a Santiago Messora, più altri 3 maestri che collaborano con loro e le prospettive sono molto interessanti. Lavorare sui giovani, costruire talenti, questo è il lavoro svolto quotidianamente dalla Verona, che affianca alla crescita del vivaio l'organizzazione di diversi tornei. Il più importante è proprio l'Open dedicato al ricordo di Luca Donini.
Siamo con il presidente della Verona, Alessandro Bonamici, a cui chiediamo l'importanza di ospitare qui un torneo così, questo Open. Ma sicuramente è una vetrina molto importante sia per i nostri ragazzi, perché vogliamo invogliarli a praticare il tennis sempre con maggiore impegno e maggior costanza e quindi avvicinarli di più a questo sport, e queste manifestazioni ne sono sicuramente una grande occasione per appunto vedere un tennis di buon livello, e anche per i soci, perché è una vetrina che permette loro di vedere degli incontri tra giocatori sicuramente che non sono abituati a vedere tutti i giorni. Ecco. Parliamo proprio della Verona, quanti soci avete? Beh, è un circolo che ha circa 300 soci, una scuola molto importante perché abbiamo più di oltre 200 ragazzi con 5 maestri federali e un istruttore a cui dedichiamo tante risorse, perché sono, diciamo, la nostra linfa, e naturalmente noi puntiamo molto sulla crescita dei nostri ragazzi, per cui è un aspetto molto importante della vita sociale del circolo. Obiettivi allora per il futuro prossimo? Gli obiettivi sono sempre quelli, ma che cerchiamo di raggiungere sempre con maggiore impegno, sono quelli di creare un vivaio importante, far crescere i nostri ragazzi a partire dall'età più piccole, quindi dai 5 anni in poi, e creare un numero di ragazzi che siano appassionati di questo sport e riescono a praticarlo con qualità, oltre che con grande entusiasmo e passione.